Mister, primo tempo di marca aranciονera, secondo tempo dobbiamo dire di marca ospite, un pareggio che riteniamo possa essere il risultato più giusto, cosa ne pensi? Per come abbiamo approcciato la gara io credo che il primo tempo avremmo potuto creare dei presupposti anche per il 2-0, questo è quello che penso. E poi per quanto riguarda il pareggio, c'è stata una parata del nostro portiere, se non sbaglio una parata totale. No, anche qualcosina di più, due, una sicuramente su un diagonale nel primo tempo che ha deviato e la seconda su Menegatti. No, quella del primo tempo, ok. Nel secondo tempo, una parata, giusto? Decisiva, sì. E poi abbiamo preso gol su rimessa dal fondo, se non sbaglio, giusto? Settimana scorsa abbiamo preso gol su rimessa laterale. Ci sono delle cose che vanno allenate, quindi assolutamente, però che sono un po' sintomatiche, perché questa squadra, se non sbaglio, in 5 giornate ha preso 10 giornate di squalifica tra tutti, anche di più, forse 11. 4+4+2 più sicuramente quella che capiterà con... E questo ci può dire molto, no, del momento, perché poi se parliamo di temi tecnici o tattici sviamo un po' da quello che è poi la situazione. La squadra prima tempo è stata in campo in una maniera importante, molto importante, questa è la verità, non è la prima volta che ci succede. Però ci sono degli aspetti a livello di intensità mentale soprattutto che bisogna migliorare, ed è importante che ce lo diciamo e che lo sappiano tutti. Qua nessuno ha crediti a partire da me e per andare su ogni giocatore. Qui bisogna dimostrare tutto, sempre, ogni giorno d'allenamento e soprattutto in partita. Bisogna dimostrare perché il maestro ci chiede di dimostrare, quindi nessuno può, diciamo, essere esente da giudizio, da critiche e questo è bene saperlo. E per meritarsi mestre bisogna dare ogni giorno tutto quello che sia, ogni giorno. Si può riuscire, a caldo ci rendiamo conto che è difficile dirlo, ma come si può riuscire, pur spronando i ragazzi, a mantenere anche la serenità in un momento del genere, mister? Lavorando con intensità, non risparmiandosi mai, non pensando che magari se faccio una cosa in meno va bene lo stesso, perché in questo momento non va bene. Quindi nei duelli bisogna affrontarli, se bisogna saltare di testa o difendere una palla bisogna farlo, perché penso di non svelare nessun segreto, ma gli altri lo fanno, sono disposti a farlo perché magari sentono l'acqua alla gola e quindi se c'è da fare una copertura in più, un contrasto, un duello aereo, difendere una palla, fare una corsa in più, bisogna farlo. Chi è disposto allora se ne abbiamo tanti, a partire da me, disposti a vivere questo momento in questo modo, non ci sono problemi, perché questa squadra anche oggi ha dimostrato di avere le qualità per tirarsi fuori. Poi però ci sono altri aspetti che vanno sicuramente migliorati. Questioni mercato, visto che è iniziato dicembre, c'è qualcosa alle viste secondo lei? Mercato non è un tema che, diciamo, ad oggi voglio dire, soprattutto in questo post partita mi scalda, insomma. A me interessa la squadra nel globale, non è il mercato che ti può cambiare un assetto psicologico della squadra, mentale. Non faccio drammi perché
perché oggi lo stesso Real Calepina ci ha detto insomma, che hanno vissuto delle difficoltà contro di noi, ma non avevamo dubbi noi su questo, quindi sotto questo punto di vista cerchiamo sempre di fare la nostra partita e spesso ci riusciamo, poi però non basta e quindi bisogna vivere ogni pallone come se fosse vita o morte. Questo manca. Altro capitolo, infortuni, sono usciti un paio di giocatori per qualche difficoltà. No, è uscito Marcandella probabilmente per crampi. Sicuramente i ragazzi stanno spendendo tanto dal punto di vista mentale, perché sicuramente non pensavano di essere in questa situazione oggi, benissimo, però il calcio, il bello del calcio è sempre che è quello che, insomma, è la possibilità che ti dà di rifarti, e se non avessimo i mezzi per risollevarci sarei preoccupato. Ce li abbiamo, però non è più un discorso da fare questo, perché il mezzo più importante deve essere la testa. Il mezzo più importante è la testa, perché la voglia di sacrificarsi, lo spirito di abnegazione, di sacrificio, intensità, questo fa la differenza. Non c'è nessun giocatore nella nostra squadra che può esentarsi, insomma, o pensare di non che ce ne siano, però dico che la mentalità deve essere questa, perché se non facciamo queste cose qua, era dimostrato queste partite, non riusciamo a vincerle.